Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come vittima di espiazione mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Così Paolo in Romani, capitolo 3. Siamo giunti, Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, al vertice dell'anno della fede, il dono che ci ha lasciato il Papa Emerito Benedetto XVI, al momento risolutivo di questo anno di grazia. Questa è la fede che salva, la fede di cui Giovanni dice che vince il mondo, la fede appropriazione, mediante la quale noi facciamo nostra la salvezza operata da Cristo. Ci rivestiamo del manto della sua giustizia. Da una parte, per così dire, c'è la mano di Dio, che è la grazia, che si protende verso l'uomo, e aspetta che dall'altra parte ci sia la mano dell'uomo, la fede, che accolga il dono di Dio. Quindi la nuova ed eterna alleanza possiamo dire che si realizza in una stretta di mano tra Dio e l'uomo. Abbiamo la possibilità di prendere in questo giorno la decisione più importante della vita, quella che spalanca davanti le porte della vita eterna. Credere che Gesù è morto per i nostri peccati ed è risorto per la nostra giustificazione. In una omelia pasquale del IV secolo, il vescovo pronunciava queste parole straordinariamente moderne e si direbbe esistenziali. Per ogni uomo, dice, il principio della vita è quello a partire dal quale Cristo è stato immolato per lui. Ma Cristo è immolato per lui nel momento in cui egli riconosce la grazia e diventa cosciente della vita procuratagli da quella immolazione. Questo Venerdì Santo, celebrato nell'anno della fede, in presenza del nuovo successore di Pietro, potrebbe essere, se lo vogliamo, il principio di una vita nuova. Il vescovo Sant'Ilario di Poitiers, convertito al cristianesimo in età adulta, ripensando alla vita di prima della conversione, diceva: prima di conoscerti io non esistevo. E parla Gesù. Prima di conoscerti io non esistevo. Ciò che si richiede è solo che non ci nascondiamo come fece Adamo e fece Eva dopo la colpa, che riconosciamo di avere bisogno di essere giustificati, che non ci autogiustifichiamo. Il pubblicano della parabola evangelica un giorno salì al Tempio e nel Tempio fece una brevissima preghiera: «O Dio, abbi pietà di me peccatore». E Gesù dice che quell'uomo tornò a casa sua giustificato, cioè reso giusto davanti a Dio, perdonato, fatto creatura nuova, chissà, forse cantando allegramente anche nel suo cuore. Come chi nella scalata a una parete alpina, avendo superato un passaggio pericoloso, si ferma un istante a riprendere fiato e per ammirare anche il nuovo panorama che gli si è aperto davanti. Così fa l'Apostolo Paolo all'inizio del capitolo 5 della lettera ai Romani, dopo aver proclamato il grande messaggio
della giustificazione gratuita per la fede in Cristo. Dice: giustificati dunque per la fede, noi abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia, pace, fede, grazia, nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. E la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato donato. Vengono effettuate oggi dai satelliti artificiali delle fotografie ai raggi infrarossi di intere regioni della Terra o addirittura di tutto il pianeta. E come appare diverso il panorama visto da lassù con quei raggi rispetto a quello che vediamo alla luce naturale. Io ricordo una delle prime foto satellitari, riproduceva l'intera penisola del Sinai e i colori, le depressioni, i rilievi erano evidenti, erano forti. È un simbolo. Anche la vita umana, vista ai raggi infrarossi della fede, dall'alto del Calvario, appare diversa da quello che si vede a occhio nudo. Tutto, diceva il saggio, il Coelet, nell'Antico Testamento, tutto succede del pari al giusto e all'empio. Ho notato che sotto il sole, al posto del diritto, c'è l'iniquità e al posto della giustizia c'è l'empietà. Questo è il Coelet 3. E infatti in tutti i tempi si è vista l'iniquità trionfante e l'innocenza umiliata. Ma perché non si creda che al mondo c'è qualcosa di fisso, di sicuro, notava Bossuet, ecco che talvolta si vede il contrario, e cioè l'innocenza sul trono e l'iniquità sul patibolo. Cosa ne concludeva il Coelet, il saggio da tutto questo? Allora, dice, ho pensato, Dio giudicherà il giusto e l'empio, perché c'è un tempo per ogni cosa. Ha trovato il punto di osservazione giusto. Quello che il Coelet non poteva sapere, e che noi invece sappiamo, è che il giudizio è avvenuto. Ora, diceva Gesù avviandosi alla passione, avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo e io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. In Cristo morto e risorto il mondo ha raggiunto la sua meta finale. Sì, qui occorre la fede per crederlo. Il progresso dell'umanità avanza oggi a un ritmo vertiginoso e l'umanità vede dischiudersi dinanzi a sé nuovi e impensati orizzonti, frutto delle sue scoperte. Eppure si può dire che è già venuta la fine dei tempi, perché in Cristo, salito alla destra del Padre, l'umanità ha raggiunto la sua meta ultima. Sono già cominciati i cieli nuovi e la terra nuova. Nonostante tutte le miserie, le ingiustizie, le mostruosità esistenti sulla terra, in Lui si è inaugurato già il definitivo ordine del mondo. Quello che vediamo con i nostri occhi può suggerirci il contrario, anzi, alla maggioranza degli uomini suggerisce il contrario. Ma il male e la morte sono in realtà sconfitti per sempre. Le loro sorgenti sono disseccate. La realtà è che Gesù è il Signore. Il male è stato radicalmente vinto dalla redenzione da Lui operata. Una cosa soprattutto
appare diversa vista con gli occhi della fede a questi raggi infrarossi. La morte. Cristo è entrato nella morte come si entra in una prigione oscura, ma è uscito dalla parete opposta. Non è tornato indietro come Lazzaro alla vita di prima per morire di nuovo. Ha aperto una breccia verso la vita e nessuno potrà più chiuderla quella breccia. La morte non è più un muro contro cui si infrange ogni speranza umana. È diventato un ponte, forse un ponte dei sospiri perché a nessuno piace morire, ma è un ponte, non più un abisso in cui tutto cade, precipita. L'amore è forte come la morte, dice il Cantico dei Cantici, ma in Cristo è stato più forte della morte. Nella sua storia ecclesiastica del popolo inglese, il venerabile Beda racconta come la fede cristiana fece il suo ingresso nel nord dell'Inghilterra. Dice che quando arrivarono i primi missionari da Roma, il re del posto era incerto se permettere la diffusione del nuovo messaggio o no e tenne un consiglio dei suoi dignitari per decidere la cosa. Alcuni erano a favore, altri contro. A un certo punto un uccellino entrò da un buco di una parete, svolazzò nella stanza, fuori c'era la tempesta, nevicava, dentro la sala era riscaldata, illuminata. L'uccellino svolazzò un po' spaventato, poi trovò un buco nella parete opposta e scomparve. Allora si alzò uno dei presenti e disse: Sire, la nostra vita in questo mondo somiglia a quell'uccellino. Noi veniamo dal buio e non sappiamo da dove, per un po' godiamo della luce di questo mondo e poi scompariamo di nuovo nel buio e non sappiamo dove. Se questi uomini sono in grado di dirci qualcosa sul mistero della nostra vita, dobbiamo ascoltarli. E chissà, forse la fede farà ritorno nel nostro continente europeo e nel mondo secolarizzato per lo stesso motivo per cui vi fece il suo ingresso, cioè come l'unica dottrina che ha una risposta seria a dare al problema della morte. La croce separa i credenti dai non credenti, perché per gli uni essa è scandalo e pazzia e per gli altri è potenza di Dio e sapienza di Dio. Ma in un senso più profondo, la croce unisce tutti gli uomini, credenti e non credenti. Gesù doveva morire, si legge nel Vangelo di Giovanni, non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme tutti i figli di Dio che erano dispersi. I cieli nuovi e la terra nuova sono di tutti e sono per tutti, perché Cristo è morto per tutti. L'urgenza che nasce da tutto ciò è evangelizzare. L'amore di Cristo ci spinge, dice Paolo, al pensiero che uno è morto per tutti. Ci spinge all'evangelizzazione. Annunciamo al mondo la buona novella, che non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito che dà la vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Romani 8:1. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus, for the law of the Spirit, which gives life in Christ Jesus, has set you free from the law of sin and death. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, parce que la loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a libéré de la loi de la mort et du péché. Sì, è un proclama che possiamo far risuonare in tutte le lingue se fosse possibile,
no hay más ninguna condenación por los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. C'è un racconto di Franz Kafka, che è un potente simbolo religioso e assume un significato nuovo, quasi profetico, ascoltato il Venerdì Santo. È intitolato Un messaggio imperiale, eine kaiserliche Botschaft. Parla di un re che sul letto di morte chiama accanto a sé un suddito e gli sussurra all'orecchio un messaggio. È tanto importante quel messaggio che se lo fa ripetere all'orecchio per essere sicuro che ha capito bene. Quindi conceda con un cenno il messaggero che si mette in cammino. Ma ascoltiamo direttamente dall'autore il seguito del racconto, che è caratterizzato dal tono onirico e quasi da incubo tipico di questo scrittore. Avanzando ora con un braccio, ora l'altro, il messaggero si apre la strada attraverso la folla e avanza leggero come nessuno. Ma la folla è immensa, le sue dimore sterminate. Come volerebbe se avesse via libera. Invece si affatica invano. Ancora continua ad affannarsi attraverso le stanze del palazzo interno, dalle quali non uscirà mai. E se anche questo gli riuscisse non significherebbe nulla, dovrebbe lottare per scendere le scale. E se anche questo gli riuscisse non avrebbe fatto nulla. Dovrebbe attraversare i cortili. E dopo i cortili la seconda cerchia di palazzi. Gli riuscisse di precipitarsi finalmente fuori dall'ultima porta, ma questo non potrà mai accadere, ecco dinanzi a lui la città imperiale, il centro del mondo, dove sono ammucchiate montagne di detriti. Lì in mezzo nessuno riesce ad avanzare, neppure con il messaggio di un morto. Tu intanto siedi alla tua finestra e sogni di quel messaggio quando viene la sera. Fin qui il racconto di Kafka. Dal suo letto di morte anche Cristo ha confidato alla sua Chiesa un messaggio. Andate in tutto il mondo, predicate la buona novella a ogni creatura. Ci sono ancora tanti uomini che stanno alla finestra e sognano senza saperlo di un messaggio come quello. Giovanni, lo abbiamo appena ascoltato, afferma che il soldato trafisse il costato di Cristo sulla croce perché si adempisse la scrittura che dice volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. E nell'Apocalisse aggiunge: ecco, egli viene sulle nubi e ogni uomo lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Questa profezia non annunzia la venuta ultima di Cristo, quando ormai non sarà più tempo di conversione ma di giudizio. Descrive invece la realtà dell'evangelizzazione. In essa si verifica una misteriosa ma reale venuta del Signore che porta la salvezza. Perciò il loro non sarà un pianto di disperazione, ma di ravvedimento e di consolazione, perché è questo il senso della scrittura che secondo Giovanni in quel momento si realizza, cioè Zaccaria 12:10. Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione. Essi guarderanno a me, a colui che hanno trafitto. L'evangelizzazione ha una origine mistica. È un dono che viene dalla croce di Cristo, da quel costato aperto e da quel sangue e da quell'acqua.
L'amore di Cristo, come quello trinitario di cui è la manifestazione storica, è diffusivum sui, cioè tende ad espandersi, ad effondersi, a raggiungere tutte le creature, specialmente le più bisognose della sua misericordia. L'evangelizzazione cristiana non è dunque conquista, non è propaganda, è il dono di Dio al mondo nel suo Figlio Gesù. È dare al capo, a Gesù, la gioia di sentire la vita che sgorga dal suo cuore espandersi e raggiungere le membra più lontane del suo corpo. Dobbiamo fare il possibile perché la Chiesa non divenga mai quel castello complicato e ingombro descritto da Kafka, e il messaggio possa uscire da essa libero e gioioso come quando iniziò la sua corsa. Sappiamo quali sono gli impedimenti che possono trattenere il messaggero. I muri divisori, a partire dalle divisioni tra le diverse chiese cristiane. L'eccesso di burocrazia, i residui cerimoniali, leggi e controversie passate che sono divenute detriti. Nell'Apocalisse Gesù dice che sta alla porta e bussa. A volte, come ha osservato il nostro Papa Francesco, non bussa per entrare, ma bussa da dentro perché vuole uscire verso le periferie esistenziali del peccato, del dolore, dell'ingiustizia, dell'ignoranza, dell'indifferenza religiosa, di ogni forma di miseria. Succede come con certi edifici antichi. Nel corso dei secoli, per adattarsi alle esigenze del momento, si sono riempiti di tramezzi, di scalinate, di stanze, di stanzette. Arriva il momento quando ci si accorge che tutti questi adattamenti non rispondono più alle esigenze attuali, anzi sono di ostacolo, e allora bisogna avere il coraggio di abbatterli e riportare l'edificio alla semplicità e linearità delle sue origini. Fu la missione che ricevette un giorno un uomo che pregava davanti al crocifisso di San Damiano. Va, Francesco, ripara la mia Chiesa. Chi è mai all'altezza di questo compito? Si domandava atterrito l'Apostolo Paolo davanti al compito di essere nel mondo il buon odore di Cristo. Ed ecco la sua risposta che vale anche oggi. Non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi. La nostra capacità viene da Dio. Egli ci ha resi idonei a essere ministri di un nuovo patto, non della lettera ma dello spirito, perché la lettera uccide e lo spirito invece dà la vita. Che lo Spirito Santo, in questo momento in cui si apre per la Chiesa un tempo nuovo, pieno di speranza, ridesti negli uomini che sono alla finestra l'attesa del messaggio e nei messaggeri la volontà di farlo giungere a destinazione a costo della vita.